Mandy Fruits, vi ricordate quando Mariottine ci aveva fatto trovare degli indizi? Eh sì, perché lei, quando era scappata fur de puarte, invece di fare la nanna tal solietud, aveva incontrato un personaggio misterioso. Eh sì, e allora ci aveva fatto fare una caccia al tesoro. Siamo andati a cercare sotto la taule, sotto alla tavola, vi ricordate? Avevamo trovato la sciarpe, bravoni, la sciarpe. E poi denant la puarte, davanti alla porta, avevamo trovato cosa? Bravissimi, la scove, la scopa. E dentro tal seglot c'è vino trovat? Abbiamo trovato la carote. Eh sì, dentro il secchiello abbiamo trovato una carota. E poi, par sore talacchia dre, cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato i bottons. Eh sì, i bottoni sopra la sedia. E abbiamo scoperto di chi erano. Ma di chi erano? Ve lo ricordate? La scopa, la sciarpa, i bottoni, la carota. Ma erano dal Pipinò di Neve. E il Pipinò di Neve ci ha anche insegnato la sua filastrocca. Ve la ricordate? La cantiamo insieme, siete pronti? Pipinò di Neve, picciul grande gres, il nas di carote, la panze dute crote, i voi di carbon e la scove in pendolon. Mariottine e svole vie, Malfred in glace li salutis e non rive plui a svolà. Quella birichina di Mariottine è scappata fuori, ma il freddo le ha ghiacciato tutte le sue alette e non riesce più a volare. Empì ai gote anche il nas e il Pipinò di Neve ai dis: sofflec il nas e met la sciarpute. A Mariottine gocciolava anche il naso, ma il pupazzo di neve le dice: soffia il naso, tieni il fazzoletto e mettiti la mia sciarpina. Già, perché Mariottine adesso si è ammalata. Le è venuto il raffreddore. Già, e deve starsene a casa, sotto le coperte, al calduccio. E intanto che è a casa un po' ammalata, ci regala quel video proprio sulla storia del Pipinò di Neve con la sua amica Pimpa. Ve lo ricordate, bambini? Beh, eccolo qua. Buona visione, Mandy Fruits!